E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, imperversa un'attitudine ombelicale sul modo con cui raccontiamo il dramma della guerra in Ucraina, il difficilissimo, accidentato e tormentato tentativo negoziale portato avanti anzitutto dall'amministrazione Trump, e il modo stesso con cui inquadriamo questo dossier anche nell'isteria del mainstream di queste ore. Cosa vogliamo dire? Che da un certo punto di vista è un'ovvietà geografica in primis dire che non si può dare soluzione della guerra in Ucraina senza l'Europa. È come dire, parliamo di un dossier che è calato fisicamente, geopoliticamente all'interno del continente europeo. Si impone però, soprattutto per chi è interessato davvero alla soluzione del dossier, si impone uno sforzo di realismo, e cioè bisogna porsi la seguente domanda. L'Europa, non diciamo neanche l'Unione Europea che ha mostrato la sua debolezza intrinseca su questi dossier, proprio anzitutto l'Europa può sciogliere in modo positivo il dossier della guerra in Ucraina e può in prospettiva rappresentare una deterrenza credibile, stabile, che garantisca la libertà dei popoli europei rispetto alla Russia, da sola? La risposta è no. Cioè l'ombrello portatile di Macron, per intenderci, che piaccia o no, a me non piacerebbe finire da suddito francese, perché poi la deterrenza europea guida francese, o peggio l'esercito unico europeo inevitabilmente guidato dalla potenza nucleare del continente, quello vorrebbe dire, ma non rappresenterebbe comunque una deterrenza credibile rispetto alla Russia. Quindi è anzitutto una presa d'atto realista dire che soprattutto chi vuole costruire una cintura di sicurezza credibile rispetto a Putin non può fare a meno degli Stati Uniti. Questo prescinde la valutazione sull'amministrazione Trump, che per noi è largamente positiva per tantissimi versi, dalla guerra culturale contro la cappa autoritaria del politicamente corretto al dossier medio orientale, ma uno può pensare anche tutto il male possibile dell'amministrazione Trump, ma rimane il principio di realtà per cui l'Europa non può fare da sola in questo dossier quando c'è di fronte l'orso russo. Allora da questa scatta immediatamente, per logica conseguenza, un'altra domanda. La guerra in Ucraina è una priorità geopolitica vista dagli occhi di Washington, vista dallo sguardo di Washington, attraverso il quale dobbiamo guardare per forza la questione per un minimo di realismo? Anche qui la risposta è no. Può piacere o no, ma agli occhi di Washington, non solo di Donald Trump, attenzione, agli occhi dell'apparato militare, industriale, politico di Washington, la guerra in Ucraina è un dossier da chiudere. Le steppe del Donbass non sono il centro del mondo viste da Washington e francamente non dovrebbero essere neanche visto da qui. Cioè, per l'Occidente il mondo libero, no, le steppe del Donbass non sono il centro del mondo. Nella fattispecie a Washington hanno ben chiaro che la sfida epocale, la sfida che coinvolge dinamiche globali, la sfida che coinvolge un bivio della storia, di fronte a cui sta l'America ma tutto l'Occidente, è la sfida col gigante cinese, che ha un progetto ormai di controegemonia rispetto all'Occidente dichiarato, e che rappresenta l'unica vera minaccia di prospettiva tecnologica, fin di soft power, diplomatica, di potenza economica e ormai anche di potenza militare, è l'unica che assiema tutti questi aspetti che la Russia non assiema e che costituisce la sfida epocale di fronte a cui sta anzitutto Donald Trump in quanto Presidente degli Stati Uniti e capo del mondo libero. Quindi come dire, serve una dose minima di quella che Machiavelli chiama realtà effettuale della cosa. Non c'è un'alternativa credibile, a meno paradossalmente di fare il gioco di Putin, che stare a fianco del tentativo negoziale
americano, che è anche un tentativo teso a divincolare Putin dall'abbraccio con la Cina, toglierlo dalla sua condizione in questo momento di vassallo obbligato della Cina, perché se continua una guerra in cui Putin non sta vincendo, Putin sta avanzando di pochi metri al giorno a fronte di perdite in mani, e se lo può permettere solo perché ha riconvertito l'economia in un'economia di guerra grazie al dragone cinese, quindi è in una situazione di oggettivo vassallaggio. Trump la vuole chiudere anche per spezzare questo asse inedito, quest'asse che va contro la storia e gli interessi strategici della Russia, questo abbraccio in condizioni di inferiorità con la Cina. Questa è la storia vista da Washington. Noi possiamo prescindere da quello sguardo? No, a meno di seguire Macron e ormai pochi altri in balia di turbe volonteroso bonapartiste. Ergo, seguiamo, stiamo in questo approccio, sosteniamo l'Ucraina all'interno dell'obiettivo del deal, perché quello è un dossier che va chiuso. Volenti o nolenti, anzitutto nell'interesse del mondo